Expo 2015 prendono forma i progetti che dalla laguna e dalla terraferma potrebbero trovare posto nell'Esposizione internazionale di Milano. L'idea di fondo è una valorizzazione in chiave turistica, imprenditoriale e culturale. Expo 2015, Venezia insieme a Milano all'insegna dell'acqua, l'elemento che storicamente è stato la forza della Serenissima. All'Ateneo Veneto prendono forma i progetti che dalla laguna e dalla sua terraferma si inseriranno nel contesto dell'esposizione internazionale tra poco più di un anno. Con il comitato Venezia Expo parte quindi una sorta di alleanza con il capoluogo lombardo per una valorizzazione turistica, imprenditoriale e culturale. Noi abbiamo scelto di essere protagonisti con un tema che è nostro, che è costitutivo, che è il tema dell'acqua, declinandolo in tanti progetti, terra e acqua, la cultura, i prodotti, il lavoro dell'uomo. Progetti in divenire, tutti in fase di sviluppo. Un modo di vedere, di recuperare le attività agricole, le attività di caccia e di pesca della laguna, coniugando il nuovo con la tradizione, recuperando le antiche tecniche, però rivedendole in chiave moderna. Scegliere cioè un tema, in questo caso l'acqua, che ha in questa città la sua rappresentazione innanzitutto fisica, e farlo diventare il filo conduttore di una riflessione che è politica, economica, sociale, tutto insieme.